inauguriamo questo teatro panoramico e incominceremo il 30 di maggio con un'enorme festa, anzi direi un happening. Abbiamo appena finito un teatro da 1000 metri quadri che porta centinaia, per non dire migliaia di persone con tutti gli spalti esterni che vediamo qui. Abbiamo anche arricchito Castelbrando di una serie di sculture, e qui ne vediamo una, di un artista locale che sta diventando molto bravo, che è Pietro Colmellere, e anche abbiamo dei fabbri artisti, io li chiamerei Loris Barro, che ha fatto tutta la copertura con un simbolo molto, diciamo, storico e importante. Abbiamo tutti i viali che portano a 50 ettari di bosco, illuminati fino a mezzanotte, e quindi la gente può dilettarsi e camminare. Questi spalti potranno accogliere migliaia di persone, quindi ci aspettiamo dai 500 ai 1000 persone in queste 8 ore di musica, quindi si alterneranno musiche, ci saranno DJ, ci saranno presentatrici importanti come Monica Valerini, attrice e presentatrice molto conosciuta in Veneto. Il dress code noi l'abbiamo denominato i figli dei fiori, non perché uno debba vestirsi come nel 69, se ci riesce non è male, però avremo delle collane e dei cerchielli da mettere a tutte le signore, le ragazze praticamente sul capo, in maniera che richiamano quelle feste bellissime che erano le feste dei figli dei fiori. Una delle sculture che abbiamo voluto fare qui in Castelbrando è la riproduzione in scala reale del Gatta Melata, la famosa statua equestre che è di fronte alla Basilica di San Antonio in Padova. Il Gatta Melata, naturalmente, insieme col Brandolino, è stato per alcuni anni proprietario di Castelbrando, e quindi è questo il motivo per cui abbiamo voluto richiamare qui all'ingresso verso nord del castello di questa bellissima statua, opera del Donatello. Nella chiesa dedicata a San Martino abbiamo voluto riprendere la scultura che era del Brustolon, molto piccola, e quindi abbiamo chiesto di rifarci questa scultura che rappresenti San Martino, che è il patrono della chiesa. E come vedete, un'opera, io direi, eccezionale. Qui abbiamo la riproduzione in bronzo della scultura di San Martino, protettore non solo del castello ma anche della vallata e della chiesa. Accoglie gli ospiti, quindi li accoglie con un volo pindalico, un angelo, una presenza notevole, diciamo, delle ali protettrici verso gli ospiti di Castelbrando. Quindi vi aspettiamo tutti il 30 di maggio, perché sarà una festa unica, e se sarete in tanti la ripeteremo, perché no? Magari ogni anno, qualcuno dice ogni stagione, potrebbe essere.